parlando piano piano, non ho finito il discorso. Adesso sto un po' tranquilla, che mamma sta in quell'altra stanza e figlio mio è in stanza da lui, sul computer, certo. Io pensavo di qualche giorno, anche la prima, di quando sto nel mio paese. Spero che frattempo tutta cosa mia si guarisce. Eccomi, oggi mi sento benissimo, quando c'è l'altra persona ce l'hanno bisogno per dare una mano, io lo do. Allora, sono capace per un lavoro da un'altra parte, non sono impaurita. Adesso che sto con le medicine, guarda, le medicine e queste no, sono tante. Il problema delle vitamine che prendo, calcio, non è. Allora, ecco, sono snella, no, non lo so come sono. Ecco, questa sono io. Che posso dire? Mamma mia non deve sapere che io penso andare altra volta in Italia, perché lei voleva stare qua insieme accanto suo. E non lo so come deve fare. La prima deve trovare un lavoro lì. Quando parto io già deve stabilire. Io avevo da Ancona, in quello paesette dove ho stato l'ultima volta, e adesso non ho numeri di telefono, ho soltanto parenti miei, come si dice, cugini miei. Loro ce l'hanno tutta famiglia lì, ce l'hanno i bambini, no? E tutti sono sposati e penso che loro stanno tutti dentro di casa. Può darsi che quando vai in giro e senti qualcosa di lavoro non mi importa, oppure no, ho bisogno di un lavoro così, un lavoro normale, un lavoretto che c'è, no? Non posso fare la finta, ecco, non mi piace. Io devo lavorare. Fra un mese può darsi che mi chiamo, non mi chiamo qua, io spero che non mi chiamo, perché io non voglio stare qua. Ecco, questo è il mio segreto. Allora, peccato che non ce l'abbiamo Skype, era meglio, perché nel tempo quello anche ne vediamo, ne scriviamo, ne sentiamo di più. Max, ti prego, lo sai che ti ho cercato sul Facebook, quell'altro stavo male, che già era cancellato. Ecco, con questo sto a posto, con questo Facebook. Sono un po' impaurita perché probabilmente si cancella da solo, non lo so, credo che deve cancellare quell'altri che ci stanno ancora. Non mi ricordo le parole, non mi ricordo. Password, ho fatto tanto, un altro email, credo che c'ho 3-4 email, no? Questa è cosa, sono un po' stanca, sono un po' in fretta, sono impaurita, questo è il mio carattere. Ecco, da Italia, dove lavoravo io, non era mai impaurita, e qua mamma mia è così. Perché hai fatto? Perché sei così? Perché lei sempre si preoccupa. Adesso perché sta male, questa, ecco, io vado adesso col telefonino da lei per vedere come sta, ok? Senza sentire che io faccio qualcosa, io faccio la finta, ok? Hai. Veniți, tăticule? Veniți? Hai să fac o poză.
Fii cu minte, Hai veni, că tată. veni țăticu. Pune-mi o țărapă acolo și potolește-te, nu mă face că mai ai să-mi pui două alea așa și pune și zici că e tronul. Tronul, lumânările îți mai trebuie. Da, potolește-te. Atât. Dar îți mai reveniși? Nu, mă ieși și pun pe alea acum. Doamne Dumnezeule. Șurubează bine. N-am decât să mă duc chiar la farmacistă și să-i zic. Păi, dar tu ce crezi că ălea trec de muntă? Hai că Tu ți-l crezi că trec de moment? Alea în timp. în timp. Bine. Hai, stai acolo, lasă că mă pregătesc eu pe tăticul să-i dau să mănânce, da? Dă-i să mănânci. Hai că... Ok. Adesso è arrivato anche il mio padre, deve dare da mangiare. Ecco, chiudo adesso. Ci sentiamo a presto. Ciao ciao.